Il tema dei profughi è un messaggio chiaro che ha mandato la coalizione di centrodestra. Sappiamo non essere di competenza della provincia, così come non è di competenza dei comuni, ma abbiamo visto che in quei comuni amministrati dal centro-sinistra qualche risposta è stata data rispetto a una competenza che non è propria. Sappiamo per quel che è possibile che la provincia amministrata da un amministratore di centrodestra non si assumerà oneri rispetto alla gestione di questa immigrazione che insomma a nostro modo di vedere è fallimentare. Le prefetture hanno sempre raccomandato di distribuire però lo sforzo, in questo caso non si creerebbero ghetti e forse sarebbe più bilanciato l'onere dell'accoglienza. Le prefetture mandano quel tipo di messaggio, però chiedono ai sindaci disponibilità di spazi. Io a Castelfranco Veneto di spazi non ne ho, non credo che la provincia abbia spazi da dedicare a questo tipo di emergenza. Se avessero degli spazi io credo che ci siano altre risposte da poter dare alla cittadinanza per valorizzare gli spazi stessi della provincia. La provincia possono dire che è ente di secondo, di terzo, di quarto, di quinto, è sempre un punto di riferimento, la provincia ha ancora tante competenze, ma soprattutto la provincia è fatta da amministratori, quindi da persone che sono sindaci o consiglieri comunali e quindi in questa logica, in questa organizzazione abbiamo assolutamente la possibilità di incidere su quelle che sono anche le realtà che prima si diceva ma la provincia non ha ad esempio competenze per quanto riguarda l'immigrazione, sì, ma tutti i sindaci che ci sono hanno certamente le competenze, per cui io credo, come il segretario nazionale Darè più volte ha ribadito, che queste possano essere anche delle situazioni, e vediamo anche a livello europeo oramai quello che sta succedendo, che qua ci sarà evidentemente a breve termine quello che noi abbiamo sempre detto, cioè basarci sui paesi da dove vengono i migranti cosiddetti, che in gran parte sono assolutamente clandestini, quindi questo vedo che anche l'Europa sta avviandosi verso questa conclusione.